Nel nostro settore diciamo che siamo stati fermi per troppo tempo, abbiamo sempre solo pensato di portare via i rifiuti, è la cosa più facile quella, la raccolta è la cosa più facile, tutto il resto che va ben guardato, controllato e pensare a cosa si può fare. Il recupero è qualcosa che ci permette in questo caso sì di risparmiare e di non aumentare le bollette. Da quando sono lì mi hanno sempre seguito gli alpini, che mi hanno dato una mano in tutto, sono sempre presenti, non chiedono mai. Qualche volta sì, alzano la voce, ma l'alzano così perché è il loro modo di farsi sentire e di farsi vedere. Ma devo dire che sono forse quelli che dicono sempre signor sì. È un progetto che vede coinvolti tutti i cittadini dei 44 comuni della Sinistra Piave assieme alle amministrazioni. È un progetto responsabile che cerca di intercettare tutto quel materiale che oggi viene portato negli ecocentri ma che può avere una seconda vita, che ne so, il televisore che magari qualcuno considera vecchio ma che ancora funziona bene, il ferro da stiro che magari sembra rotto, non funziona bene ma che può essere aggiustato, e noi lo intercettiamo e lo mettiamo a disposizione di chi eventualmente può averne bisogno. È un bel progetto che vede coinvolte anche le scuole del territorio, abbiamo già qualche scuola che ci ha dato la disponibilità per allenare i ragazzi nelle riparazioni, penso alla scuola radioelettrica Pittoni di Conegliano. È un progetto a 360 gradi che ha una sua grossa valenza sociale ma anche una grossa valenza ambientale. L'Ecoforum sarà qui a Conegliano il 2 e 3 dicembre e la giornata del 2 dicembre sarà quella incentrata sugli approfondimenti insieme alle aziende, insieme ai consigli di bacino, gli amministratori pubblici. Nella mattinata parleremo di filiera dei rifiuti organici, di biogas e di biometano e di tecniche e modi di gestione degli enti gestori. Sarà un confronto con gli enti gestori insieme alla politica nazionale e regionale. Nel pomeriggio un tavolo per far dialogare e confrontare i consigli di bacino sullo stato del raggiungimento degli obiettivi del piano rifiuti Veneto, mentre il 3 sarà la giornata dedicata ai comuni rifiuti free e ai comuni ricicloni. Presenteremo i dati ARPAV insieme ad ARPAV e il rapporto comuni ricicloni e il resto della mattinata sarà dedicato alla premiazione dei comuni rifiuti free del Veneto, che sono tantissimi perché in Veneto i comuni lavorano bene nella gestione dei rifiuti.